Peppe Infurna riunisce i consiglieri comunali della sua coalizione eletti, quelli non eletti, i responsabili e i simpatizzanti di partito e di movimento per dire grazie della bella avventura. Sì, era doveroso da parte mia dire grazie a un gruppo di amici, al di là dei partiti e dei movimenti che mi hanno sostenuto, per l'affetto che in questi giorni, in questi mesi c'è stato nei miei riguardi, ma perché hanno creduto in un progetto politico e ci hanno creduto veramente, ci hanno creduto come me e poi è andata come è andata, è giusto così, ci sono altri due competitor che ora si sfidano per la parte finale di questa campagna elettorale e io ho voluto riunirli per dire grazie, noi ci siamo stati e ci saremo perché abbiamo un gruppo consiliare che credo che farà gli interessi solo della città, che oggi non si schiera con nessuno, perché da parte mia e da parte nostra credo che sia doveroso stare da parte, perché sarà la gente a indicare chi sarà il nuovo sindaco, perché il voto popolare è sovrano e va rispettato. Da parte nostra giochetti politici non intendiamo farne, lo abbiamo detto all'inizio che il nostro era un progetto nell'interesse del Paese, siamo coerenti e vogliamo rimanere coerenti fino alla fine. Il nostro gruppo consiliare sarà presente in Consiglio Comunale e al di là del sindaco che ci sarà appoggerà tutte quelle iniziative volte al bene del Paese. Questo è quello che intendiamo fare. Oggi ci fermiamo, domani ci saremo di nuovo, saremo presenti in città facendo la buona politica.